un bel esordio, tanti applausi con le baccanti del primo appuntamento del Teatro dell'Efebo, Presidente. Sì, è stato ecco, una tragedia bellissima, una bellissima serata, il teatro era pieno, diciamo che abbiamo iniziato il cartellone alla grande, quindi il teatro dell'Efebo si candida per fare belle cose, per fare una stagione di alto livello e per cercare assieme al Giardino Botanico di portare ecco, quella cultura e quell'arte che ci voleva in aggiunta a tutto quello che abbiamo. Quindi è un grande inizio che vuole significare anche che Agrigento c'è, che Agrigento è arte, che Agrigento è cultura, che Agrigento è bellezza, contrariamente a quello che alcuni vogliono far credere. Quindi siamo soddisfatti dell'evento e speriamo veramente di continuare su questa scia per portare alto il nome di Agrigento e di tutta la provincia. Oggi la prima delle Baccanti apre una lunga serie di spettacoli del Teatro dell'Efebo, tra l'altro una tragedia greca particolarmente apprezzata dal pubblico. Sì, il primo spettacolo che rappresentiamo è una tragedia, è stata ovviamente impegnativa nella interpretazione, ma sicuramente il pubblico agrigentino apprezza sempre di più visto che il teatro è pieno e quindi siamo convinti che oltre agli agrigentini anche i turisti sapranno gradire questo tipo di offerta. Un impegno che lei ha voluto in maniera fattiva, insomma, il secondo anno. Senza di lei forse non si sarebbe realizzato. Beh, io non penso che nessuno è indispensabile, però ci proveremo, siamo convinti che il teatro classico ad Agrigento ci debba essere perché è una risorsa di turismo degli eventi, perché ha portato benessere a Siracusa e a Taormina e penso che lo possa portare anche qua. Non ci basta un giorno e mezzo di permanenza dei nostri turisti che vedono solo la valle, devono venire anche a teatro, in questo teatro unico e esclusivo con questa scenografia straordinaria. Diciamo che sono due le fasi dell'Efebo, una teatro classico e poi ci saranno anche gli spettacoli più leggeri. Beh, il teatro classico ho sempre detto che è il must del nostro teatro perché in questa scenografia il teatro classico ci sta benissimo, ma è chiaro che abbiamo aperto a ogni prospettiva di spettacolo sia musicale che anche teatrale. Quest'anno faremo una cosa straordinaria, dopo che 18 anni è stato fermo, riprenderà la settimana pirandelliana e quindi qui a fine agosto, dal Ferragosto in poi, ci saranno anche questo tipo di spettacoli. Poi avremo anche altri spettacoli musicali, altri spettacoli teatrali fino al 20 settembre. Probabilmente rilanceremo un altro abbonamento per i 5 spettacoli restanti del teatro classico in modo tale che gli agrigentini possano fruire di questi spettacoli anche a costi più bassi. Prefetto, una battuta: come le è sembrato lo spettacolo, il primo della serie qui al Teatro dell'Efebo? Lo spettacolo sicuramente di grandi professionisti, un'ottima compagnia, senza nessuna defiance, mi ha veramente molto impressionato e soprattutto la location, non poteva che esserci una simbiosi così stretta tra compagnia teatrale e il luogo e il sito teatrale. Quindi si apre questa stagione da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e quindi con i buoni auspici, quindi questo dico, sta anche così a dimostrare quanto impegno ci sia stato nell'organizzazione di questo cartellone di eventi che è abbastanza ricco e nutrito. Quindi mi auguro che come questa sera il teatro sia stato così pieno, anche nei giorni a seguire la cittadinanza e anche chi viene dalla provincia possa essere presente e dare il proprio contributo a sostenere questo cartellone e queste manifestazioni che sicuramente danno molto lustro al nostro territorio.